Ezio Lattuca del Movimento per la Sostenibilità Ambientale di Agrigento, una lunga lettera scritta all'Enel. Ecco, se ce la sintetizza in maniera breve. Non è una lunga lettera scritta solo ad Enel, la lettera è stata scritta anche alla classe dirigente dove questo nostro benedetto paese, non nazione, ne abbia una, o la regione. Abbiamo scritto sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Regione, perché l'attuale Presidente della Regione, Schifano, ha scritto delle cose che ci hanno turbato un poco, cioè ha scritto che in Sicilia c'è la mala burocrazia. Intanto la mala burocrazia dipende da chi lo organizza, quindi il Presidente della Regione ha delle responsabilità assolute perché è il capo di questa burocrazia. E quando lui stigmatizza il fatto che la burocrazia non dà risposte, non si sono messi sull'attenti alle richieste o agli ordini di Enel, dice una cosa che inquieta, perché noi non dobbiamo pigliare ordini da nessuno. E l'Enel non è una società pubblica di per sé, è una società privata perché è controllata dal Tesoro, ma poi ieri i dividendi li hanno dati ai privati, 0,40 per ogni dividendo. E poi dico ancora di più, Enel Nuova Energia, che è la società che ha chiesto di rinnovare le autorizzazioni, che sono tutte scadute, è bene che si sappia, e devono cominciare da capo e noi glielo faremo cominciare. L'Enel Nuova Energia è una società di una SRL di 10.000 euro di capitale sociale, cioè una scatola vuota che in questi anni, da quando ha presentato il progetto a Porto Empedocle, non ha fatto nulla, continua adesso una scatola vuota. Allora perché io scrivo? Perché dai rumors in corso viene fuori che tra gli asset che sta vendendo Enel c'è anche Nuova Energia, perché Enel in teoria non potrebbe più occuparsi di gas, perché emette titoli ESG, che sono titoli green, e per emetterli ci sono società terze che devono certificare che in effetti applica quello che nel codice etico dichiara, cioè ambiente, green, consumatori, stakeholders, tutte cazzate che praticamente dice ma non fa. Allora, se ha venduto, deve dire perché lo vende, agli agrigentini, non a tutto il mondo necessariamente, ma a noi deve dire cosa vuole fare del nostro territorio, perché passa l'idea che il rigassificatore sia una cosa valida, non lo è pericoloso, inquinante e inquina più di una centrale al carbone. È pericoloso per il mare, perché se applicasse la teoria degli ultimi giorni sulla salvaguardia degli oceani e del mare, non potrebbe farlo in assoluto, perché inquina ogni giorno sversa 600.000 litri di candeggina a mare, con grave pregiudizio per la flora, per la fauna e per la temperatura del mare. Quindi tutte cose gravissime che metterebbero in discussione il presente e il futuro delle generazioni che hanno l'avventura di vivere in questo posto. Quindi è bene che il Presidente della Regione, piuttosto che lamentarsi che non gli hanno dato subito l'autorizzazione, faccia il suo dovere e tuteli questa Regione, se ne è capace.